il crocevia decisivo della stagione in questo sabato di Pasqua. Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro e benvenuti a Nuorese Ossese. Battuta lunga di Carboni a cercare Di Pietro, la mette dentro, Rodriguez prova a correggere, palla sul fondo. Mainardi invece va verso il centro, c'è Di Pietro in anticipo, debole, arriva Magia, finiscono a terra entrambi, allora manca, pallone che passa, attenzione Cossu, entra nell'area di rigore, Cossu, palla fuori, occasionissima Nuorese con Alessio Cossu, nella zona di Manca, arriva sul pallone Manca, attenzione perché diventa buono per Cocco, Cocco fa correre a sinistra Cossu, si ferma Cossu, arriva prima di Fancellu, mette dentro Cossu, giù e poi libera la difesa dell'Ossese. Questa era una buona occasione, un po' troppo forte. Catte, Maitini che la recupera, la mette bene giù, Maitini col destro la mette dentro ed è provvidenziale Aru, intervento incredibile di Mattia Aru contro il Sant'Elena. Attenzione qui ancora una volta Cossu a sfruttare un buco difensivo, Cossu entra in area di rigore, ci prova Cossu, stavolta il pallone viene respinto, Manca, protegge, quindi Telis, Manca vince un rimpallo, diventa buono il pallone per Caggiu, dentro a cercare Cossu, buca Fancellu, Cossu la tiene lì, attenzione, Cossu ancora e fischia l'arbitro, quindi Nurra chiude Carraro, chiusura importante perché stava partendo in contropiede dell'Ossese, invece siamo già dall'altra parte, ancora con Cossu che punta a Fancellu, Cossu la fa passare, il pallone buono per Cocco, palla respinta, ha servito ancora Cocco sul settore di sinistra, Cocco carica il destro, pallone che rimane lì e diventa buono ancora per Catte, quindi Cocco mette il cross dall'altra parte, Caggiu, il colpo di testa di Tanda, la rovesciata di Manca, palla sul fondo, pallone che ha danzato lentamente in area di rigore e la Nuorese è riuscita praticamente da nulla a costruirsi un'occasione. Si muovono i giocatori al limite dell'area di rigore, Cocco gioca corto su Cadau, Cadau la mette oltre la linea di fondo, ma era una traiettoria anche beffarda questa perché si è abbassata abbastanza in fretta, riesce a spedire in avanti verso Tapparello che adesso ha spazio. Rimontano i giocatori della Nuorese, Tapparello con l'esterno per Maitini, non controlla bene Maitini che poi ci prova col sinistro, centrale. Attenzione qui al pallone dentro, ha rischiato Carraro, ha preso la posizione Magia. Tanda che apre bene a sinistra su Argiolas, poi Cossu tenta un tiro che stava per diventare un cross per Falchi, mette giù Rodriguez, poi lancia in profondità per Tapparello, il duello con De Solis, Tapparello riesce a prendere posizione su De Solis, Tapparello col sinistro, se la porta avanti Tapparello chiude Cadau, ma attenzione perché il pallone è ancora buono per Scarafoni, pallone respinto ancora Scarafoni alto, tripla occasione per l'Ossese. Qui Caggiu prova a metterla giù, ruba il tempo a Teliz, Caggiu la mette sul sinistro, Caggiu ci pensa un po' troppo, poi riesce a servire Catte, Catte entra in area di rigore, Catte all'indietro per Cadau, palla sul fondo e si dispera Cadau. Siamo però in attesa di conoscere l'entità del recupero, saranno 5 minuti, si giocherà ancora per 5 minuti. Intanto il pallone al centro, qua il colpo di testa, palla sul palo, l'occasionissima per l'Ossese, qui gioco fermo, attenzione, giocarsi il campionato fino alla fine, qui il cross verso il centro, il pallone che passa, arca prima di Caggiu, rimessa laterale e arriva qui triplice fischio del signor Corti che chiude questa bellissima gara del Franco Frogheri.